Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo pronti? Sì! Siamo pronti per partire con una nuova puntata di Made in Polesine. Come sempre Davide Stefanelli, Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno carissimi, benvenuti. Ci ritroviamo qua tutte le settimane su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Com'è andata la settimana? Te lo chiedo sempre. Bene, dai, dopo vedrai dai titoli che un po' di roba sono successe. Visto che in queste ultime settimane ci siamo visti veramente pochissimo, al di fuori di quello del programma. Sì. Però sappiamo che abbiamo un feeling intellettuale. Sì, sei molto impegnato, francamente. Anche tu, dai. Giustamente. È meglio così, meglio essere come impegnati. si dice da noi, bisogna ciappare skate. Andiamo avanti, allora, leggiamo subito i titoli. Il primo è Sanremo, anche noi diciamo la nostra. Perché no? Perché chi siamo noi? E chi siamo noi? Chip e Chop. Sì, è vero. E poi ancora Po in secca. Sì, questo è il problema della cistifelia, della siccità attualmente. La siccità ci sta attaglianando veramente. Poi truffe online per saperne di più. Ancora Portoviro in restyling. Ultimo, ma non ultimo, artisti per hobby. Ecco, questi titoli di oggi di Made in Polesine. Torniamo tra pochissimo per iniziare. E siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Il nostro primo titolo, come già annunciato nei titoli, insomma, ecco, Sanremo, anche noi diciamo la nostra, questa nuova edizione. Allora, Sanremo, io in realtà ho visto solo le prime due puntate, questa sera mi guarderò naturalmente la finale. Per chi ci segue domani in replica, noi parliamo è già andato, all'inizio per sabato, sì. Quindi saprete già chi ha vinto e meno. Allora, le prime due puntate. Innanzitutto, secondo me, uno dei più bravi è Amadeus, che lo sto rivalutando moltissimo, anche perché quest'anno solo nella prima puntata c'era Fiorello e quindi si è sempre detto Amadeus è bravo perché c'è Fiorello, invece Amadeus è bravo anche da solo. E secondo me fanno due cose diverse. Ma per me ha fatto un bel lavoro. Dopo tutti reclamano che i fonici sono scarsi perché si sente poco. Effettivamente io sento poco, distingo poco le parole, e sono solo perché sono magari anziano e con le... Potrebbe essere anche questo un fatto. Allora, sì. E tutti naturalmente hanno dato la colpa al service, ai fonici, eccetera. Però dopo canta una vecchia gloria come Iva Zanicchi, a prescindere che possa piacere o no, però le parole le capivo. Perché? Quindi la domanda è: non è che i nuovi cantanti non sappiano cantare? E mi riferisco ad Achille Lauro, eccetera. Vabbè. Poi dopo la terza cosa, ascoltando per radio le canzoni sono molto più belle di quanto, perché probabilmente guardando Sanremo guardi più lo spettacolo che effettivamente all'esibizione, eccetera. Si può tenere presente anche che lì si canta dal vivo, dal palcoscenico, insomma, ecco. Invece quando lo ascolti in radio o sul CD dove le ascolterai sono molto meglio arrangiate, insomma. No, l'arrangiamento è uguale per questo, e probabilmente no, effettivamente l'insieme è più amalgamato, se vogliamo. Parlando da anziano, una volta il cantante era bravo a cantare, adesso il cantante deve essere un uomo d'immagine. Cioè, adesso viene a dirmi che Achille Lauro è bravo a cantare, forse è un po' difficile. Un grande personaggio, questo Fedez, grande personaggio, ma non sa cantare. Insomma, sì, dai. Vabbè, ma qui siamo noi, ma poi noi parliamo anche da anziani, eccetera. Comunque è veramente una grande liturgia a Sanremo, una cosa che seguiamo tutti. Le prime due serate, quasi 11 milioni di persone ogni serata, quindi cose mai raggiunte dal 2005. Sai che nel 2005 io c'ero a Sanremo, c'era Bonolis. Sì. Io sono andato a vedermi Bonolis. Tu sei andato in quell'occasione. Dovevamo andare 2 anni fa, poi c'è stata un po' di confusione. Quest'anno dovevamo andare, ma dopo lui non se l'è sentita, eccetera. Colpa mia. Mia. Però un giorno ritorneremo e così potremo anche discutere Sanremo dal vivo. Ecco. Però è un grande una grande celebrazione laica, come dice Fasuolo, che su Striscia le Notizie lo dicono sempre, ed è uno spettacolo che fondamentalmente lo si guarda più per curiosità qua, è stata bella la battuta di Zalone,
che ha detto Amadeus, non sperare che finisca la pandemia, perché sennò se la gente può uscire non ti guarda più. È vero, è finita. È finita. Vabbè. Dai, ci sentiamo tra poco allora per continuare Made in Polesine. Noi quelli di Made in Polesine, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, questa è Radio Diva e adesso secondo titolo, Po in secca. In secca. Problema siccità. Allora, ne parlo in due maniere. Prima di tutto perché la televisione, la Rai in particolar modo, ha fatto in questo periodo un sacco di servizi dove si vede la parte di Mantova, la parte alta praticamente da Mantova a Ferrara, che il Po effettivamente in secca. Allora naturalmente cosa ho fatto? Ho preso la mia macchinetta e sono andato anch'io a Po, a Taglio di Po in particolare, e sono andato a parlare con i pescatori. Però un'altra cosa che mi ha stupito in questo periodo, che c'è il Po in secca effettivamente, forse da noi si vede un po' meno, però nella parte alta sicuramente è visibile. Sono stato a Venezia domenica e c'erano i canali quasi secchi. Cosa è successo? Sì. Rosolina Mare, anche lì bassissima marea. Cosa è successo? C'è la luna che attira meno, ma questo c'è questa carenza d'acqua, diciamo, insomma, ma non lo so, non piove forse da un mese, anche di più sicuramente, qualche due goccioline, però sai, durante l'inverno solitamente sì, però dopo c'è da dire che con lo c'è caldo, lo scioglimento dei ghiacciai eccetera, ma qui non siamo dei geologi, no. Però constatiamo effettivamente che potrebbe essere un problema. Però ti dicevo che sono stato nel Po, nell'argine a Taglio di Po, ho parlato con i pescatori, che secondo me i pescatori ne sanno molto più che di Mario Tozzi, perché loro ci vivono lì. Esatto. E le sanno le cose. E ci dicevano, guarda, innanzitutto la secca d'acqua c'è sempre da che noi peschiamo, e erano pescatori che avevano dei 60-70 anni, c'è sempre stata in questo periodo dicembre e gennaio. Ma il problema della parte alta, sempre dicevano i miei geologhi di riferimento, che erano i pescatori è che non si draga più il Po. Ed effettivamente è vero. Noi lo vediamo che il Po non viene dragato, per esempio, dall'isoletta che c'è sotto il ponte tra Corbola e Adria. L'isola di Robin Hood. L'isola di Robin Hood è diventata veramente un'isola sempre più grande. Domani chiuderà anche lo spazio per il Po e poi dopo cominceremo a dire ci sono problemi. E quindi i pescatori, e noi ci facciamo portavoce, dicono l'AIPO, chi è l'ente che deve preposto per sistemare queste cose, dovrebbe muoversi di più. Non ultimo il fatto che basta guardare qualsiasi argine, ci sono un sacco di detriti di legno, rami eccetera. Una volta la gente andava a prenderla, si faceva il suo inverno, e adesso non si può più fare. Ti fanno la multa. Questa cosa veramente cosa l'abbiamo già detto, non riesco a capirla un bel po' di volte, perché dicono che poi dopo vanno a deturpare l'ecosistema eccetera. Fatto sta che in certe parti del Po i detriti le stanno ostruendo. Mi riferisco in particolar modo al Po di Maistra, per chi l'ha navigato sa che mi può dar ragione. E comunque ecco, come sempre c'è un immobilismo particolare che dopo ce ne pentiremo quando sarà il momento troppo tardi. Si poteva evitare poi. Sì, si poteva il classico si poteva evitare. Io mi ricordo Grido che diceva: quando si dice che una cosa è praticamente impossibile, vuol dire che può succedere. Può succedere. Che dico, ma praticamente il Po non si seccherà mai. Ma il praticamente vuol dire quasi, sta tranquillo che speriamo di no, però insomma vabbè. Dai. Allora, brevissima pausa, torniamo. Questa è Made in Polesine, come sempre tutte le settimane siamo qui, il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno la diretta, poi domenica mattina tra le 10 e le 11 la differita, quindi la replica. Adesso un altro titolo molto importante, truffe online per saperne di più. Sono sempre di più queste truffe, attenzione. Allora, perché ne parlo? Perché ho avuto il piacere di incontrare Eugenio Picchioni, che è il responsabile per la sicurezza proprio online di Banca Adria, e ci spiegava un po' di cose che secondo me sono abbastanza interessanti. Per esempio, e queste cose dovrebbero essere magari un pochino più promulgate, più portate alla conoscenza di tutti, che tra carta di credito, per esempio ufficiale, quella che ti dà la banca collegata al tuo conto corrente, e la carta di credito ricaricabile, quella ufficiale è molto più sicura per fare gli acquisti online. Io non l'avrei mai detto, perché abbiamo sempre detto se hai la ricaricabile magari prendi una bidonata, la ricaricabile perdi di 100 euro che hai perso, i 200, i 50. Sì.
Però per contro diceva tutte le banche quando stipulano un contratto anche di carta di credito ti danno anche la garanzia che in caso di truffa i soldini te li danno indietro. E quindi magari te lo vai a tribolare un po', perché di solito le banche non è che siano proprio non è automatica, non è che siano proprio velocissime. Ok, vabbè, eccoli qua i tuoi soldini, esatto. Quindi se vi capita di guardare, io l'ho pubblicato su leandromaggi.com, mi sto facendo anche un po' di pubblicità per me, no, però, sì, dai, era interessante perché appunto ci spiegava quante cose dovremmo non soprassedere e non sottovalutare, cambiare per esempio spesso la password, pretendere tutte le banche lo fanno, però pretendere che ci sia una doppia autorizzazione prima di accedere al conto, eccetera eccetera eccetera. Quindi sappiamone un po' di più, perché il furbone online c'è sempre che ci potrebbe fregare, quindi attenzione. E quindi teniamo anche per quanto riguarda in modo particolare le ricaricabili, teniamo solamente l'indispensabile che ci serve per fare l'acquisto o se dobbiamo muoverci, no, non lasciamo grosse cifre, a parte che è un po' fatica avere grosse cifre, però insomma, se qualcuno avesse la possibilità, non teniamo grosse cifre nelle ricaricabili, perché insomma può succedere anche possono succedere anche di queste cose. Ecco, quindi sappiate di più e andate dalla vostra banca a farvi spiegare un bel po' di cose. Il tempo ce l'hanno per spiegarvi, e quindi eccetera eccetera eccetera. Questa qua c'era una frecciatina. Sì, tu l'hai captata. Vabbè. Dai, ci assentiamo un attimo. Ritornati, siamo pronti per continuare come sempre la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso giochiamo veramente in casa perché parliamo di Portoviro, ci sono dei lavori in corso, il restyling, diciamo. Allora, che dire? Ho visto il servizio che hai fatto anche sulla nuova piazza. Sì, esatto. Sì. Infatti volevo parlare di questo. Effettivamente Portoviro, città cantiere, forse la città in questo momento che ha fatto più lavori. Forse perché fra poco si va a votare, ma chi siamo noi? Sarà un caso. Ma chi siamo noi per avere questa malizia? Però si va a votare anche a Taglio di Po e non vedo tanti lavori. E questo, siccome io sono di Taglio di Po, sì. Però ti ricordi 4 anni fa? Strade a Taglio di Po e da voi un po' meno. Adesso tocca a noi, insomma. Ecco. Vabbè, comunque fatto sta che passo per Piazza Repubblica a Portoviro e c'era, sai, il pungiglione con la benna, il martello automatico, che io ero rimasto all'ometto che invece lì c'era proprio una gru, e hanno tirato via finalmente l'ognomone che io non ho mai così valutato negativamente, ma ho capito che a voi a Portoviro non piaceva. No, assolutamente no. Cioè, la meridiana. Io penso che il 90% dei portoviresi, insomma, sta meridiana non sia mai andata giù, anche perché quando è stata costruita, insomma, ci hanno privato della nostra della fontana. Non so se te la ricordi, quella circolare che aveva l'arco sopra, infatti, con i 2 piatti. Era una cosa bellissima. Sì, sembrava non si è mai capito perché sembrava la giostra dei cosi. Sembrava la giostra degli UFO, sai, quella che c'è Rosolina Mare. Però no, dai, perché rido? Era il simbolo di Portoviro. Io rido perché di Contarini, a Taglio di Po, la piazza di Piazza Venezia, la fontana di Piazza Venezia è una delle fontane più brutte del mondo, proprio in assoluto, anzi penso sia la più brutta del mondo, tenuta male, anzi non funziona, eccetera eccetera eccetera. Quando si è fatta una proposta, io mi ero fatto anche promotore di, invece di fare una fontana, fare una specie di fioriera per abbellire la piazza, tutti hanno cominciato a dire: e la fontana non si fa ed è una cosa del nostro, di quando eravamo bambini, eccetera eccetera eccetera. E Portoviro probabilmente la vostra fontana, infatti ho visto nel post, la prima cosa che hanno chiesto è: ci sarà ancora la fontana? Allora ve lo dico, non ci sarà, ecco, non ci sarà. Vabbè. Non è nel progetto, non è nel progetto e non si fa. Comunque Portoviro città cantiere, mi ricordo che era uno slogan degli anni 90, quando si è fatta l'unione dei 2 comuni, effettivamente c'erano cantieri in ogni dove, quindi forse, pensando male, si fa peccato eccetera, forse si sta muovendo il famoso progetto di unire Rosolina, Loreo e Portoviro. Ne riparleremo, questa è un'altra storia. Allora, non succederà mai. Ma non succederà mai. A meno che lo impongano da Roma, però quelli di Rosolina e di Loreo non vi vogliono. No, assolutamente no. Vabbè, dai. Ci sentiamo tra poco.
Questo è il nostro ultimo intervento, anzi ultimo titolo, il penultimo intervento di oggi di Made in Polesine. Perché poi ci sono i saluti. E poi sono i saluti, il nostro countdown, insomma, che è diventato mitico. È la cosa che aspettiamo di più, fare il countdown poi alla fine. Ma guarda un po'. Dai, allora parliamo di artisti per hobby. Allora, l'abbiamo sempre detto, il Polesine è terra di santi, navigatori e artisti. Allora ho avuto occasione questa settimana di incontrare Riccardo Duò, che è un bravo fotografo, è un ragazzo che fa fotografia proprio per passione e fa delle cose straordinarie. Secondo me potrebbe tranquillamente partecipare a concorsi. Ha fatto una mostra importante che si chiama, scusate il ritardo, fotografando in maniera elegante, anche artistica, ma anche affettuosa i ragazzi con handicap. Ha fatto una mostra tempo fa, i mestieri taglianti, cercando di estrapolare ogni tagliolese nella sua funzione di lavoratore. Io c'ho una fotografia in radio che sto trasmettendo. Ah sì? Eh sì, poi te la faccio vedere. Radio Diva. No. Qua, non so, perché magari eravamo nella sede vecchia. Nella sede vecchia. E poi ha fatto un'altra mostra sui libri di un noto scrittore per bambini Rodari, Gianni Rodari. Quindi bravo. Però nel frattempo ho trovato anche una ragazza qua di Portoviejo che ha la passione della pesca ed fa concorsi eccetera, che si chiama Annalisa Bisacco, è brava. E poi mi viene in mente la nostra amica Marianne, che fa anche lei fa che salutiamo. Non solo la pittrice, ma anche una stilista, eccetera eccetera eccetera. Quindi un sacco di gente che qua da noi ha questa vena artistica importante, ma poi trasversale, perché di tutte le età, di tutti i ceti sociali, di tutte le istruzioni, gente laureata, gente meno, gente che a 80 anni ancora fa cose straordinarie, ragazzini che suonano e ti lasciano a bocca aperta. Quindi forse è il nostro clima, la nostra nebbia, la saudade che abbiamo noi come i brasiliani, è decisamente bravi a questi artisti. Sicuramente la nebbia, questa nebbia, non manca da noi. La nebbia aiuta, dici. Aiutaci, sì. Vabbè. Detto questo, complimenti a tutti gli artisti del Polesine, ripeto, Polesine, anzi specifico, Delta del Po. Tiriamocela un po', esatto, e terra di artisti santi navigatori. Noi siamo sempre lì, vogliamo spesso troppo bassi, troppo bassi. Tiriamocela, ragazzi, dai, tiriamo un po' fuori le ali e mostriamo di cosa siamo capaci. Grande Davide. Ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Giunti al termine anche questa settimana della nostra puntata di Made in Polesine, che è volata come sempre tutte le settimane. Questa oretta scarsa che trascorriamo insieme vola proprio che 19 minuti. ecco. No, perché noi calcoliamo il parlato, sai, abbiamo fatto una ventina di minuti di chiacchiere e in mezzo buona musica che solo Radio Diva ha. Ecco, una ruffianata questa. No, perché spererei mi aumentasse lo stipendio, sì, ma no, non è che me lo aumenti, non me lo dà proprio escluso, proprio sei escluso. Va bene. Dai, con questo vi ringraziamo come sempre del vostro gentilissimo ascolto e ci sentiamo la prossima settimana qui su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1. Ciao a tutti. E ce l'ho fatta stavolta, hai visto? Sì. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.